Allora, flussi migratori, partiamo questa volta da lei. Qual è la situazione? E Eh, come far fronte con le casse che abbiamo descritto? la situazione non è simpatica perché queste persone che arrivano da realtà che sono molto e molto peggio della nostra, cioè realtà disastrose, che non hanno problemi solo di chiudere i bilanci, loro hanno veramente altri problemi di sopravvivenza e quindi è umanamente giusto cercare di dare un contributo a questo. Però è anche vero che non possiamo essere gli unici come nazione a farci carico di un'esigenza europea ma anche mondiale come questa. L'Europa si fa avanti e dice sì, va bene, aumentiamo il fondo che viene utilizzato, che serve. L'Europa dovrebbe farsi carico non solo sull'aspetto economico, ma anche sull'aspetto di strutture, sull'aspetto di accoglienza, sull'aspetto di gestione di queste persone, di integrazione di queste persone. Non può solo dire all'Italia tieni qua 10 milioni di euro e metti la benzina sulle motovedette, cioè non può essere Assolutamente. questo, perché dopo queste realtà si girano e cadono via via nei nostri comuni. Infatti, c'erano dei telespettatori che scrivevano dei messaggi, alcuni dicevano ma perché non vengono portati anche negli altri paesi dell'Unione Europea, visto che siamo tutto un sistema aperto. Tanto quanto il pullman arriva qui, in un comune del Veneto, perché non va un pochettino oltre, in Mi pare che Austria, ci sia una anziché... richiesta in questo senso, di cambiare le procedure proprio di accoglienza. Mi pare che qualche giorno fa proprio la Mogherini ha detto non può essere solo il paese dove sbarcano, dove ovviamente si salvano da morte certa, che è il paese obbligato a tenerli. Devono essere in tempi anche piuttosto veloci, potersi spostare in altri paesi europei e mi pare che su questo adesso sia l'Unione Europea stia affrontando anche questa se partita, siamo... perché non può essere solo l'Italia che giustamente, anche se ha delle risorse che arrivano dall'Unione Europea, diventa anche un problema di ordine pubblico all'interno dei territori Sì. dove vengono ottenuti. Sappiamo, e qui lo dicono gli esperti, che oltre un certo numero le comunità non è possibile avere una convivenza priva di problemi di sicurezza. Per cui sono Anche perché non trovano lavoro, questo è un dato di fatto, sì, se non sì, c'è ma lavoro al di per i là, nostri, allora, quindi... noi infatti come ANCI Veneto lo abbiamo portato a livello nazionale, abbiamo detto che ci devono essere delle tempistiche chiare, quanto tempo rimangono, in quanto tempo si fanno le verifiche sulle persone che hanno effettivamente le caratteristiche di rifugiati politici, perché sappiamo che non tutti ce li no, hanno. infatti. Quindi tempi certi di permanenza, tempi certi per lo svolgimento delle pratiche, dei luoghi di accoglienza regionali che nella nostra regione non sono stati allestiti perché si sta tentando un po' di ribaltare tutto a carico dei comuni che sono già in uno stato di estrema difficoltà. Ci dovevano essere dei centri regionali che nel nostro Veneto non sono stati fatti, ma anche in altre regioni. Quindi c'è anche una responsabilità di gestione del governo, cioè nel senso che le prefetture rispondono al governo. Allora ai comuni viene chiesta la loro parte, ma anche chiediamo che anche il Ministero dell'Interno faccia la propria, che doti di uomini, un numero sufficiente di persone, non possono mica essere solo i vigili dei comuni, ci devono essere adeguate forze di questura, di polizia, di carabinieri, perché abbiamo visto anche ieri sera in alcuni servizi televisivi, insomma ci sono numeri ristretti, cioè sono sempre le solite persone che fanno turni massacranti, che devono fare una mole di controlli e non sta più reggendo questo sistema, per cui bisogna intervenire anche sul protocollo che esiste qui, che riguarda ciascuna regione e con l'Unione Europea. Probabilmente devono anche essere semplificate le procedure, visto che si tratta davvero di un'emergenza umanitaria e i numeri sono destinati a aumentare per la situazione di instabilità. Certe procedure che oggi si stanno adottando sono troppo lunghe, bisognerà fare dei decreti specifici che hanno una durata molto limitata con procedure più semplici, perché altrimenti continuano a rimanere nel nostro Paese dei numeri che non siamo in grado
di distribuire nelle nostre regioni. C'è una procedura a monte che va cambiata, questo stiamo dicendo. Ecco, infatti, tanti messaggi stanno arrivando dove appunto ci scrivono sono gente povera, disperata, eccetera, però altrettanto qui succede qui in Italia, quindi bisogna prendere provvedimenti che stanno proprio a monte, quindi una volta che arrivano è ovvio che te li mettono sul territorio, fare in modo che neanche arrivino, che vadano verso altre destinazioni. Ci sono paesi dell'Unione Europea che hanno chiuso le frontiere e non bisogna non dimenticarlo questo, perché questo problema così grande, vabbè, in Grecia forse non è neanche attrattiva, guarda te. La Spagna non ce l'ha, la Francia ce l'ha molto meno. Sì, diciamo che il nostro paese ha le coste fatte, cioè siamo un paese che è fatto in un determinato modo, che è molto facile raggiungere il nostro paese, arrivano in maniera abbastanza facile, poi rischiano comunque, lo sappiamo, abbiamo avuto, insomma, sono stati ricordati i numeri anche di quanti morti ci sono stati, ma perché sono aumentati i numeri degli arrivi. È su questo fronte, sul fronte con l'Unione Europea, sul fronte anche proprio di cambiare le procedure, questo lo stiamo chiedendo, mi pare che il Ministero dell'Interno lo abbia anche capito, mi pare lo abbia capito anche l'Unione Europea, perché qui nel nostro Veneto si diceva che debbono essere trovati altri 1500 posti. Non ci sono 1500 posti, cioè quando i comuni dicono che non ci sono, non è che lo fanno perché non sono sufficientemente accoglienti e disponibili, è perché sono immobili inagibili. Quelli che ci sono assolutamente inadeguati. Mi chiedono somme talmente elevate che, parlavamo prima del patto di stabilità, se non riusciamo ad aprire gli appartamenti che abbiamo in proprietà per accogliere le persone che sono state sfrattate, come facciamo ad aprirli per i profughi? Cioè, è la stessa ragione, se non si possono spendere i soldi non si possono spendere né per i cittadini né per i profughi. Esatto, infatti quello che chiedono anche diversi messaggi che stanno arrivando dicendo che le persone non ce la fanno a pagare le tasse, che poi non ricevono servizi, però poi vedi che arrivano i profughi che ricevono una certa ospitalità, ma se non ce n'è neanche per i cittadini non puoi neanche pensare di darli agli altri, perché a questo punto perché uno deve andare a pagare se non ce ne ha proprio più e rimane senza lavoro, senza occupazione, cioè si creano degli attriti sociali, la classica guerra tra poveri, ma sembra quasi deliberato volerla creare, no? Esatto, ma noi sindaci sicuramente non è che prediligiamo di trattare in una maniera differente il nostro cittadino dal profugo, anzi è il nostro cittadino che deve avere un'attenzione perenne e il profugo la deve avere nel momento in cui arriva e per il momento in cui resta. Io mi ricordo 3 anni fa nel mio territorio ne sono arrivati 7 e devo dire che sono stati integrati per i 2 mesi che sono stati da me 3 mesi, sono state anche integrati, erano anche persone che si sono date da fare, hanno aiutato anche i miei cittadini a pulire piazze, a pulire aiuole, eccetera. Abbiamo cercato anche di integrarli così, però vede, non è che si può dire, cioè che arriva il ministro dell'interno e ci dice, o il prefetto ci dice, ce ne servono altri 1000 posti, tieni i comuni, via. No, deve essere fatto un piano, come diceva il Presidente prima, deve essere fatto un piano a monte, gestito in una certa maniera. Noi sindaci sicuramente non ci sottraiamo alle nostre responsabilità. Che le prime devono essere quelle dei nostri cittadini e dopo, casomai dopo, quelle di una gestione di un'emergenza che deve essere limitata nel tempo e che però come prima cosa è l'Europa che se ne deve fare carico. Assolutamente, purtroppo il tempo è volato letteralmente. Noi ringraziamo la Presidente dell'ANCI del Veneto e anche il Sindaco del Consiglio della Finanza Locale. Sono arrivati tantissimi messaggi, ringraziamo anche i telespettatori e cercheremo anche di dare delle risposte successivamente. A voi buon proseguimento, io vi aspetto questa sera alle 21 per l'approfondimento, si parlerà di imprese agricole anche al femminile, come è cambiato il ruolo anche della donna, insomma di tante cose molto interessanti. Non perdete l'appuntamento. Grazie ancora, arrivederci, a presto con l'aggiornamento dell'ANCI.